Questa trasmissione è offerta da Agenzia Immobiliare Immobilcase. Allora, eccoci al punto, eccoci a Telefriuli con il sindaco di San Giorgio di Nogaro, Pietro Del Frate. Benvenuto sindaco. Grazie e buona giornata a voi e ai vostri elettori. Bene, allora, carissimo sindaco, abbiamo un problema, passiamo subito, prendiamo il toro per le corna, come si dice, no? C'è questo insediamento a San Giorgio di Nogaro che tutti ne parlano e tutti sono attenti a cosa può succedere, perché qualcuno dice che potrebbero arrivare 1000 operai in questo insediamento che la Daniele insieme con una ditta, mi pare, ucraina sta mettendo a punto il progetto della regione. C'è qualcuno che ha qualche obiezione ambientale, eccetera, ma sentiamo il sindaco, sentiamo cosa dice l'amministrazione di San Giorgio. Guardi, sinceramente su questa questione adesso la palla ce l'ha in mano la regione Friuli Venezia Giulia, la nostra regione e in particolare la giunta regionale. Siamo in una fase ancora di approfondimento, quindi non siamo in presenza di una certezza dell'investimento e quindi della realizzazione dell'opera. Da parte delle amministrazioni, quindi non parlo solo a nome della mia amministrazione comunale, ma anche dei comuni limitrofi, perché potrebbe essere un intervento impattante su tutto il territorio. E non solo impattante, potrebbe anche dare dei benefici che dovrebbero essere ripartiti su tutto il territorio. Quindi siamo particolarmente attenti a tutti gli aspetti di carattere ambientale, sociale, politico, di tutte le nature. Prima di, come dire, favorire un intervento del genere, faremo molta attenzione a tutti gli aspetti, perché il nostro territorio è un territorio estremamente delicato per la presenza del turismo, per la presenza della laguna, dell'economia della pesca, che non è sicuramente secondaria per questa regione, ma terremo conto anche delle prospettive economiche, perché un intervento del genere fa crescere sicuramente il PIL del nostro territorio e della regione. Su questi aspetti saremo particolarmente attenti. Poi c'è la questione della viabilità, no? Che non è secondaria, perché un impatto di questo tipo cambia un po' anche la questione dei trasporti, della viabilità, della vita normale. Ecco. Sicuramente un intervento del genere fa crescere l'impatto, come dire, viabilistico, soprattutto viabilistico, ma soprattutto dei trasporti. Ecco, noi abbiamo la necessità, a prescindere da questo intervento, e lo diciamo da tantissimi anni, è necessario mettere mano sulle infrastrutture per un secondo accesso ferroviario, per il completamento dei dragaggi che sono fondamentali per trasferire dalla strada alle vie d'acqua per buona parte del traffico merci. Pensiamo che con le attuali 5 attività siderurgiche presenti in San Giorgio di Nogaro, in particolare nel mio comune, si lavora 1 milione di tonnellate di acciaio. Non so se rendo insomma, non è poco, una cosa che viene trasportata a Monfalcone e poi trasferito a San Giorgio di Nogaro, quindi con doppio impegno e quindi anche con doppio costo. Un traffico insomma è irrilevante. Se i cittadini hanno l'occasione di attraversare, attraversare le statali del nostro territorio e la ex provinciale 80, vedono quanto sia costante e numeroso il traffico, soprattutto di mezzi pesanti.
Ecco, poi Sindaco c'è la questione anche dei dragaggi, che non è secondaria, è una cosa che tutti aspettano da tanto tempo e comunque sia tra il governo, regione, eccetera, in qualche modo bisogna uscirne, insomma, no? Sicuramente. Fino a 15 giorni fa il canale navigabile era sotto sequestro. Con la sentenza favorevole nei confronti degli dipendenti regionali o perlomeno dei funzionari regionali che avevano eseguito i passati interventi di dragaggio, e quindi con la liberalizzazione, con il dissequestro, è chiaro che si aprono nuove prospettive. I programmi della regione mi pare che siano stati individuati e attendiamo il rispetto dei tempi. Ci hanno assicurato che entro il mese di novembre iniziano i dragaggi che interessano l'asta del canale Corno, l'asta navigabile del canale Corno, Sì. e quindi anche al di fuori del canale navigabile, quindi anche in laguna. Credo che se i tempi vengono rispettati, se il cronoprogramma viene rispettato, sicuramente dei risultati li otterremo. Ecco, poi c'è un altro problema, perché non finiscono qui i problemi, è la questione energetica che sta un po' condizionando un po' il bilancio, un po' tutta l'attività comunale, no? Anche le progettazioni che riguardano i lavori pubblici, la manutenzione, eccetera, no? Quindi cosa pensate di fare? Oltre agli aiuti che il governo e la regione dovranno mettere in atto, mi pare che sta facendo qualcosa, ma per il resto... Ho visto oggi, leggendo il giornale, che ci saranno dei contributi anche per i cittadini per l'installazione del fotovoltaico, quindi per abbattere i costi dell'energia. Allo stato attuale però siamo anche noi comuni nelle condizioni di dover reperire nuove risorse che possono essere ricavate o dal bilancio o speriamo anche con contributi regionali o nazionali per far fronte il notevole incremento dei costi dell'energia. Ci sono delle ipotesi di interventi di impianti fotovoltaici anche nel mio comune e vediamo questo se genererà anche dei profitti, degli utili anche per le amministrazioni e per i cittadini. Ecco, Sindaco, la questione poi della sanità in zona, molti medici stanno andando in quiescenza, mi pare che voi ne avete abbastanza come medici, ma comunque sia c'è un allarme generale, insomma, dei suoi colleghi che hanno questa esigenza di capire quello che succederà in avanti, insomma, no? La Regione ha assicurato, però insomma i cittadini sono molto preoccupati. Siamo preoccupati anche noi come amministratori. Abbiamo la necessità di sollecitare l'azienda sanitaria di procedere nei tempi più brevi possibili in modo tale che non ci sia discontinuità tra il medico che va in pensione e chi arriva nuovo. Gli ultimi pensionamenti di fatto sono stati coperti da medici delle nuove generazioni. Ci sarà un'altra sfornata di pensionamenti e lì attendiamo che ci sia. Un aspetto è questo, siamo anche fortemente preoccupati del ridimensionamento che si sta sentendo rispetto ai servizi garantiti nei distretti sanitari. Il distretto sanitario di San Giorgio per il momento copre quasi tutti non vorremmo a causa della riduzione dei medici o la scarsa presenza di medici comporti anche per i nostri cittadini un aggravio dovendo spostarsi dal proprio comune ad altri comuni maggiormente distanti. Ecco, Sindaco, lei pensa che magari l'ANCI, anche la Federsanità regionale, possa intervenire in qualche modo per trovare delle soluzioni, oppure
è una cosa così. Noi facciamo appello a tutte le associazioni, a tutte le strutture, dall'ANCI a Federsanità, ma soprattutto alla Regione, che, come dire, agisca nei confronti delle strutture sanitarie affinché questi problemi vengano risolti o vengano affrontati nel modo migliore. Certo che non aiuta la strutturazione così come è avvenuta del sistema sanitario su macro aree, che comporta ovviamente anche degli spostamenti per i cittadini a distanze molto, molto rilevanti. Se pensiamo dalla bassa all'Alto Friuli, non è una questione di poco. Ecco, Sindaco, le elezioni sono passate, il governo verrà sicuramente varato la prossima settimana. Ecco, un sindaco come quello di San Giorgio di Nogaro, che come abbiamo detto ne ha parecchi problemi sul territorio da risolvere, cosa si aspetta dal governo? La prima cosa sull'energia, sulle bollette, qualcosa del genere? E inoltre? Beh, sicuramente il primo intervento per ridurre i costi delle bollette a favore dei cittadini e a favore delle amministrazioni comunali. Questo credo sia il primo. Che faccia un intervento adeguato rispetto ai costi del gas, che non mi pare che sia irrilevante, e rispetto a questo che ci sia una volontà di agire nei confronti della comunità europea affinché questi problemi vengano risolti, vengano affrontati con una massima serietà e con la massima puntualità. Bene, e dalla Regione mi pare si aspetta qualcosa che riguarda anche lì, oltre ai cittadini, anche le amministrazioni che hanno bisogno di ossigeno, no? Perché certo. mi pare che state arrancando un po' tutti. Sicuramente, noi ci siamo nel territorio organizzati attraverso la comunità, con alcuni servizi e divisi su altri, cioè ognuno cerca un attimo di correggere il tiro a seconda della propria disponibilità, della propria possibilità. Da questo punto di vista io credo che se possibile questa amministrazione, ma anche la futura, dovrà riprendere il discorso della riorganizzazione degli enti locali, perché non possiamo essere continuamente in sofferenza per la mancata presenza o dei segretari comunali o per sguarnimento degli uffici, cioè nel senso con personale ridotto all'osso. Ci sono i piccoli comuni che non ce la fanno più. Adesso si decida che cosa dobbiamo fare. Noi ci auguriamo che le identità locali vengano garantite, ma nella peggiore delle ipotesi ci siano delle fusioni che portino a dei risultati non solo dal punto di vista dell'organizzazione amministrativa, ma della capacità di programmazione territoriale, che è fondamentale per far crescere le nostre comunità. Noi, come sapete, ci siamo organizzati dal punto di vista soprattutto culturale, siamo capofila del sistema culturale della Bassa Friulana con la biblioteca di Villa d'Aura, ed è uno sforzo che facciamo per coordinare tutta questa attività. Bene, Sindaco, mi pare che il carro a fuoco ne ho messo abbastanza. Naturalmente io ringrazio molto per la disponibilità. Naturalmente io ringrazio lei e Telefriuli per questo servizio e l'attenzione che dedica ai territori, ai comuni e alle difficoltà che fanno i sindaci. Bene, grazie. Grazie e buona mandi alla prossima volta. Mandi. Senz'altro, sempre a disposizione. Questa trasmissione è stata offerta da Agenzia Immobiliare Immobil Case.